Claudio, sindaco di Abano Terme. Alfano con un colpo di spugna ha cancellato l'ufficializzazione delle nozze gay nel nostro territorio. Cosa ne pensi e intendi disubbidire? Sotto questo profilo sicuramente non intendo accettare una normativa che va contro qualsiasi principio di libertà di pensiero, di libertà di forma di espressione, di unione e soprattutto di gestione dei propri affetti. Oltretutto un indirizzo che va contro tutte quelle direttive non solo dei diritti dell'uomo ma soprattutto della Comunità Europea. Che cosa accade ai sindaci che disubbidiscono? Ma adesso vedremo il testo di questa diciamo così, legge, di questo decreto legge, di questa direttiva che arriverà all'interno di tutti i singoli comuni. Credo che saranno coinvolte anche a questo punto le prefetture, quindi molto probabilmente ci sarà una presa di posizione anche dei prefetti, ma solitamente il prefetto dice sempre obbedisco alle direttive che arrivano dal Ministero, giustamente, e quindi sarà poi come sempre una battaglia che viene portata sul primo livello sempre a noi sindaci, perché in realtà io ricordo sempre che il comune è comunque il front office tra cittadino e Stato, è il primo incontro, è il primo punto dove il cittadino si rivolge e credo che è un passo indietro troppo pesante, proprio in questo momento che si stava facendo una battaglia molto forte per andare a sensibilizzare su una questione che non va a ledere i diritti di nessuno, ma va a permettere a qualcun altro di ufficializzare il proprio affetto, la propria volontà, anche semplicemente un proprio percorso di vita insieme per decidere con chi stare e con chi dividere diritti e doveri. Riceveremo l'ennesima multa per violazione dei diritti umani? Sicuramente sì, le stiamo già pagando, comunque l'Italia sta già pagando dall'Europa sanzioni pesanti proprio perché non si adegua a queste normative che tutti i paesi europei in questo momento hanno adottato e stanno adottando. Sul campo dei diritti l'Italia è ancora indietro, continuiamo a essere il fanalino di coda, ma non solo, dietro la falsa ipocrisia del perbenismo, del buonismo, continuiamo a prendere sanzioni. Molto probabilmente verranno confermate quelle che già stiamo pagando di ogni anno e sicuramente ne avremo delle maggioritarie se ci saranno delle normative che vanno contro i principi della Comunità Europea.